Eder. Mac Pallister. Trieste, il giallo di via Machlig. Nicola Granieri trovato morto nel sangue perché si indaga per omicidio. Un appartamento al primo piano in via Felice Machlig, Rione San Luigi. Un uomo a terra in un lago di sangue. E una casa che già dalle prime ore sembra raccontare una storia che fa fatica a incastrarsi nella parola incidente. La vittima è Nicola Granieri, descritto come ex gioielliere e legato al mondo dei preziosi e dei compro-oro. Il ritrovamento avviene nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, quando scatta l'allarme perché da ore non rispondeva al telefono. A quel punto arrivano soccorsi e forze dell'ordine e il quadro che si presenta è immediatamente delicato. Il primo elemento che pesa è la scena. Nell'appartamento, in particolare nella stanza dove viene trovato il corpo, vengono descritti disordine e segni di rovistaggio. Cassetti aperti, armadi frugati, l'idea di una ricerca mirata. Ed è qui che spunta il dettaglio che cambia il tono dell'intera vicenda. La presenza di una cassetta di sicurezza che risulterebbe aperta o forzata, con l'ipotesi che possano mancare valori. In un contesto del genere non serve essere sceneggiatori. Quando saltano fuori cassetta di sicurezza e preziosi, la pista della rapina diventa un binario inevitabile. Poi c'è il corpo. Le ricostruzioni parlano di una ferita alla testa, nella zona posteriore, tra nuca e area occipitale. La domanda per gli investigatori è brutale e semplice. Quella lesione è compatibile con una caduta o è compatibile con un colpo inferto? Finché non arriva l'autopsia, tutto resta in sospeso. Ma proprio questa incertezza, sommata al sangue e al caos nell'appartamento, rende naturale che la procura guardi con attenzione all'ipotesi di omicidio. Sul posto intervengono squadra mobile e polizia scientifica. L'indagine, sin dall'inizio, viene trattata come un caso che può diventare molto più serio di quanto si speri. Si lavora su più livelli: rilievi tecnici, analisi delle tracce, ricostruzione degli spostamenti, verifica di chi abbia visto o sentito qualcosa. In parallelo, si scava nel contesto della vittima. Se davvero in casa c'erano beni di valore, chi poteva saperlo? Chi poteva avere accesso? Chi poteva pensare che valesse la pena rischiare? Vengono ascoltate persone nell'ambiente condominiale e tra i contatti di Granieri. La logica è sempre la stessa: fissare una cronologia delle ultime ore, capire chi lo ha sentito per ultimo, chi è passato, chi aveva motivi per presentarsi, chi invece non doveva esserci. In un'indagine così ogni dettaglio apparentemente banale diventa una tessera, una telefonata mancata, un rumore in pianerottolo, un orario che non torna, una presenza che qualcuno ricorda e qualcun altro no. Sullo sfondo compare anche un elemento di passato. Anni fa Granieri era stato coinvolto in un procedimento per usura, concluso con l'assoluzione. È un dato che oggi finisce inevitabilmente nel racconto pubblico, ma che investigativamente conta solo se e quando si trovano collegamenti reali con ciò che è accaduto in via Machlig. Altrimenti resta rumore, e il rumore in questi casi è spesso il migliore amico della confusione. Il punto al momento è questo: la combinazione tra ferita alla testa, sangue, appartamento rovistato e possibile sparizione di valori rende difficile archiviare tutto come una fatalità domestica. L'autopsia sarà lo snodo che può spostare l'ago della bussola, chiarendo cause e dinamica della morte. Fino ad allora Trieste resta appesa a una domanda: quella casa è stata teatro di un tragico incidente o di una rapina finita nel modo peggiore? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.